I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cammarate e della stazione di Casteltermini hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne operaio di Casteltermini gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, nel corso di un mirato servizio del controllo del territorio, i militari operanti hanno notato movimenti sospetti dell'uomo che a bordo di un furgone, successivamente accertato non essere di sua proprietà, si dirigeva fuori paese in direzione di Agrigento. L'uomo è stato quindi fermato e controllato alle porte di Favara. Al termine della perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno trovato l'uomo in possesso di un panetto di cocaina di 413 grammi, sottoposto a sequestro. L'autorità giudiziaria, informata dai militari operanti, disponeva la sottoposizione dell'operaio agli arresti domiciliari, in attesa di udienza di convalida nel corso della quale il GIP convalidava l'operato dei militari, disponendo il mantenimento della misura cautelare in corso con l'applicazione del braccialetto elettronico. Con il successivo giudizio di merito verranno vagliate le ulteriori responsabilità dell'arrestato, le quali non sono ancora definitivamente accertate.